ballottaggi che insomma hanno visto la sinistra stravincere a livello nazionale. È proprio il caso di dire sinistra piglia tutto, è così? Sì, il centro-sinistra e quindi le proposte che il PD insieme ad le coalizioni ampie sono riuscite a mettere in campo nelle grandi città sono certamente risultate vincenti, alcune nella scia di una tradizione di governo del centro-sinistra, altre conquistando presidi importanti. Penso che a questo risultato abbiano contribuito una serie di elementi importanti. Il primo è certamente la coesione interna che il Partito Democratico ha messo in campo e sta dimostrando negli ultimi mesi, la coerenza che gli elettori e i cittadini percepiscono tra i messaggi che il Partito Democratico dà e il posizionamento dentro il governo Draghi. Penso alla coerenza rispetto alla questione della lotta alla pandemia, dell'impegno sulla campagna vaccinale o dell'importanza dell'estensione del Green Pass. Penso anche alla capacità di trovare, individuare figure, candidate e candidati molto legate al territorio, percepite come credibili e positive, e ha premiato certamente il centro-sinistra. C'è anche un clima che forse è cambiato generale politico, sul quale dovremo ragionare, credo, nelle prossime settimane, che penalizza molto la destra sovranista, la destra delle piazze dei Novax, la destra che anziché assumersi la responsabilità di governare la ripartenza preferisce creare confusione. E abbiamo appunto assistito a una vera e propria disfatta della destra che a livello nazionale ha perso ben 8-1. Sì, soprattutto si tratta di grandi città molto importanti, perché Milano, Roma, Torino, Genova, Savona ieri, sono tutte città che hanno una dimensione metropolitana, rappresentano una quantità di elettori rilevante e io credo segnalino anche una tendenza di natura più politica, e cioè di come una volta chiusa, come tutti speriamo, messa alle spalle la fase dell'emergenza sanitaria, e c'è la necessità di affrontare la ripartenza con ordine, con organizzazione, con idee nuove. Ci sono da utilizzare in maniera utile i fondi europei, servono forze politiche responsabili con i piedi per terra, capaci di governare, e da questo punto di vista il centro-sinistra viene riconosciuto come più credibile. Vediamo i risultati anche, Camani, dal punto di vista regionale, perché insomma nel Padovano Est la Roberta Gallana ha perso e diciamo, la poltrona sindaco di quel comune della Bassa Padovana è andata ad un candidato civico, ma soprattutto io guarderei il risultato di Conegliano, che era una roccaforte leghista, e insomma l'alleanza PD e forzisti ha premiato. Allora, diciamo che Este e Conegliano sono due vicende diverse. A Este il centro-sinistra, perché il candidato che ha vinto è sicuramente un candidato civico, ma di area che gravita nel campo del centro-sinistra, lo abbiamo sostenuto esplicitamente al ballottaggio, è riuscito a vincere contro una candidata che era la sindaca uscente e sulla quale si erano schierate tutte le forze di centrodestra. E il fatto che al ballottaggio questo candidato recuperi oltre 20 punti percentuali e riesca a vincere è un risultato straordinario, che dimostra come il centrosinistra, che si allarga alle forze civiche radicate sul territorio, alle forze progressiste, alle forze ambientaliste, perché adesso c'è anche una componente significativa di ispirazione green, può essere competitivo. Da questo punto di vista c'è una certa coerenza con quanto è avvenuto a Conegliano, dove il centro-sinistra, dopo una discussione interna molto dialettica, ha scelto di appoggiare il candidato, diciamo, di centrodestra, però quel centrodestra moderato e liberale rappresentato in parte da Forza Italia, e ha consentito questa operazione di battere a casa sua, quindi nel feudo zaiano, la Lega del Presidente della Regione, ed è un risultato importante dal punto di vista politico, perché io credo che il Partito Democratico debba cogliere la sfida del dialogo e della messa a sistema, a rete, di soggetti anche diversi.
Il Partito Democratico per definizione deve poter dialogare con le forze della sinistra, del riformismo, anche radicali, ma anche con le tante forze liberali e moderate che in questa fase storica sono oggettivamente senza casa, in particolare in questa regione, ma direi in generale con il centrodestra che ha assunto questa trazione salviniana e meloniana fortemente orientato a proposte politiche sovraniste, populiste, rispetto alle quali gli elettori moderati anche della regione del Veneto, credo, sembra, fanno fatica a riconoscersi. Camani, parliamo del primo partito che ha vinto, che è quello dell'astensione. In Italia ha votato, insomma, sono dati importanti, meno di un elettore su due. Perché secondo lei? Allora, io credo che in realtà ci sia un po' di paura, c'è stato un po' di paura nell'affrontare il voto, dopo tutti i mesi di lockdown e di restrizioni, le persone sono meno disponibili e disposte in generale a qualsiasi momento di socialità, come anche l'espressione del voto, ma credo anche che segnalino una disaffezione particolare dei cittadini rispetto alla partecipazione all'amministrazione della cosa pubblica, e questo è un dato rispetto al quale tutte le forze politiche dovrebbero ragionare, approfondire. C'è da dire che rispetto al solito o rispetto in generale al fenomeno dell'astensionismo che colpisce trasversalmente di fatto tutte le forze politiche, in questo particolare passaggio elettorale sembra, aspettiamo di vedere le analisi dei flussi degli istituti specializzati, però sembrerebbe che in questa particolare tornata elettorale l'astensionismo ha colpito soprattutto il centrodestra, in parte il Movimento 5 Stelle, certamente la Lega. E io questo me lo spiego con il ragionamento che le facevo un po' prima, cioè quei quartieri più popolari, più periferici, che purtroppo negli ultimi anni avevano, purtroppo dal mio punto di vista, avevano premiato proposte politiche del Movimento 5 Stelle e della Lega, oggi faticano a riconoscersi dentro appunto quelle posizioni estremiste, ambigue, conflittuali, rappresentate dalla Lega di Matteo Salvini e da Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Oggi i cittadini, io credo, hanno bisogno di proposte politiche rassicuranti che costruiscano, che smontino anzi le preoccupazioni che le persone hanno dopo aver vissuto i mesi della pandemia, e che definiscano, costruiscano anche un terreno positivo di confronto politico, di dialettica e di discussione. Credo che oggi l'Italia, i nostri cittadini siano già provati da un anno e mezzo di pandemia, non abbiano bisogno certamente di una politica che sembra solo finalizzata a litigare, mai a risolvere i problemi. Quindi credo che la disaffezione dell'elettorato, in particolar modo di centrodestra, sia spiegabile anche così. Camani, però nella prima tornata elettorale di queste amministrative al centro-sinistra non era andata poi così bene, quindi cos'è cambiato? Non è andata così bene in questa regione, in Veneto, dove comunque partivamo molto indietro. Noi purtroppo in questa regione, e speriamo quanto prima di invertire la rotta anche in questo senso, partiamo sempre indietro rispetto agli orientamenti di voto generali. Eppure, malgrado questo, siamo riusciti a tenere diversi comuni importanti e siamo riusciti a piazzarci in altri comuni altrettanto importanti. È successo che il ballottaggio si sceglie tra due candidati. Non si sceglie sulla base della simpatia o antipatia di Salvini o di Letta, si sceglie sulla qualità delle persone. E in questo caso, almeno per i comuni di cui stiamo parlando, e sono solo 3 peraltro, quindi un campione molto ristretto, evidentemente le proposte che hanno investito su candidati civici di centrosinistra moderati hanno prevalso rispetto a candidati interpretati dall'elettorato come più estremisti. Anche a Bovolone, dove il centrosinistra non era impegnato nel ballottaggio ma si contendevano la carica di primo cittadino, un candidato di Lega e Fratelli d'Italia e un candidato civico comunque di centrodestra più moderato, ha vinto il candidato più moderato. Quindi io credo che nel ballottaggio, quando si sceglie la persona, ciò che passa e ciò che viene premiato dagli elettori sia sempre la capacità concreta di stare sul territorio e di affrontare i problemi al netto e anzi contro ogni estremismo e ogni bandierina ideologica. Ecco.